vostra presenza, siete così numerosi, noi siamo contenti. Bene, io toglierò soltanto pochissimo tempo a questa magnifica serata e poi lascerò la parola subito al professore Giovanni Vecchio, che è il direttore artistico di questa sezione dell'Amigdala legge Gli Amici del Libro. Professore Vecchio, che penserà lui alla presentazione degli ospiti e avrà il piacere quindi di condurre la serata. Io, in qualità di presidente dell'associazione e a nome di tutta l'associazione ringrazio innanzitutto Alessio Patti, facciamo un applauso, lui è il protagonista della serata, perché è l'autore del libro che poi avrete modo anche di vedere lì sul banchetto. E poi chiaramente un grazie grandissimo a Tuccio Musumeci che ci onora della sua presenza. Grazie anche al magistrato Santino Mirabella, grazie, applauso. Professore Gregorio Monaco, che è già stato da noi, ci ha parlato di Antonio Veneziano, è stata una bellissima conferenza. E poi grazie a questi professionisti del teatro che... dove è andata? Comunque grazie a voi che renderete vive le parole che stanno sul libro di Alessio Patti. Quindi sarà una serata molto... io vi auguro una bellissima serata e non ho dubbi che lo sarà, e passo il microfono al professore Giovanni Vecchio. Grazie a tutti. Benvenuto, un grazie a tutti voi e anche a Maria Grazia che con la sua solita capacità comunicativa ha avviato questa serata. Questa serata è dedicata al Piccolo Sacramento, che è un romanzo poetico di Alessio Patti che è caratterizzato da un racconto lineare intermezzato da bozzetti di vita popolare che saranno in parte presentati questa sera. Quindi è una serata, diciamo, di cultura, ma di teatro soprattutto, e che si avvale della presenza, come è stato detto, di illustri ospiti. E naturalmente ora mano a mano li coinvolgeremo e parleremo di questa iniziativa dell'Associazione Culturale Amigdala, della sezione Amigdala Legge. E io direi questo, prima ancora di entrare proprio nel vivo del discorso, io chiederei, visto che ho qui un sicilianista, perché il libro è scritto nel siciliano tipico degli anni 50, io direi che non è facile sentir risuonare, anche se parzialmente ancora è presente, ma che invece riesce a veicolare dei sentimenti autentici, popolari. Ve ne accorgerete questa sera, sarà una festa davvero ascoltare quello che i nostri attori ci proporranno e che poi presenteremo ad uno. E un saluto speciale lo devo fare all'amico Alessio Patti, perché ho condiviso sin dall'inizio questa sua idea di pubblicare la sua opera somma, cioè quella in cui ha inserito un po' tutto il suo mondo interiore che rispecchia quel mondo che lui ha visto, ha osservato, ma ha osservato con l'animo del poeta, che certamente riesce a estrarre anche delle situazioni che sembrano più ordinarie, il poetico, ciò che c'è dentro. È un romanzo che sta tra il realistico e il surrealistico, tanto è vero che all'inizio avremo la figura di un pazzo, che è il pazzo apparentemente perché è quello più saggio di tutti gli altri. E allora io chiedo brevissimamente, guardate, non faremo chiacchiere questa sera in abbondanza, poi sarà bello sentire anche i nostri graditi ospiti. Professore Monaco, lei ha letto, ha meditato su questo testo e le chiedo due cose, semplicemente. La prima è cosa ha notato dal punto di vista stilistico nello scrittore Alessio Patti, e poi secondo, quali valori vi ha riscontrato dentro, al di là di quelli letterari. Buonasera a tutti, per prima cosa.
poi grazie per il titolo di sicilianista, è troppo grosso per me, ma comunque lo accetto perché è da tempo che mi dedico di questo argomento. Per quanto riguarda il libro di Alessio, quando mi è stato consegnato, chiaramente prima della ufficiale pubblicazione e uscita, quando mi è stato pubblicato e mi è stato detto che era un romanzo tra siciliano e italiano, mi sono venuti i brividi, perché, spero di non offendere nessuno, ma Camilleri non mi piace. Ecco, parliamoci chiaro. Sono un professore di italiano, tutto potevo accettare tranne che qualcosa di mistificato nel linguaggio e nella lingua del romanzo. Quando poi invece ho potuto cominciare a leggere già da quella introduzione sul siciliano, che per quanto vi possa sembrare strano non è una invenzione di Alessio, ma è qualcosa che parte dal 1500. In Sicilia uno dei poeti più importanti siciliano nel 1500 è stato Antonio Veneziano, il quale in versi dice proprio questo: perché se gli altri si devono vantare di Dante, di Petrarca, di Boccaccio e di tutte queste signore, io non mi devo vantare del siciliano, già che sono siciliano. Allora parlerò in siciliano. Ecco, questo diritto ad usare la propria lingua, e parliamo, diciamolo chiaramente, il siciliano non è un dialetto se non nelle sue parlate locali, ma il siciliano è una lingua perché ha una letteratura piuttosto consistente. Sto andando, posso dirlo? No, perché il professore Vecchio mi uccide se qualcuno mi difende. Invece leggendolo si è visto subito, già dalle prime pagine, si è sentita questa armonia tra siciliano e italiano. Non si tratta di una sovrastruttura o di un accostamento arbitrario, ma di una essenzialità precisa per il romanzo. In che senso? Se poi leggendo poi le varie novelle, chiamiamole novelle perché si tratta di molti episodi accostati uno all'altro, per cui si fa fatica a chiamarlo romanzo nel senso comune del termine, romanzo nel senso boccacciano, cioè di tanti episodi, di tante novelle accostate una all'altra. Se voi leggerete con attenzione noterete come ogni capitolo, ogni fatto, ogni narrazione è divisa in vari momenti. Un primo momento in italiano di introduzione, un secondo momento di conversazione tra i personaggi, per cui si tira fuori il siciliano, attenzione da non confondere con quello di Verga, perché i personaggi parlano ma si staccano dall'autore, ma che pure è presente. E poi alla fine c'è una conclusione del poeta, chiamiamolo così, alla fine della narrazione. Cioè si tratta di un preludio, io almeno li ho visti così, di un preludio, di un interludio e di un postludio, che veramente incatenano nella lettura il lettore. Non si distingue più ciò che è voce dei personaggi e ciò che è voce dell'autore, che vigila su di essi ma da essi è soggiogato. La lettura allora diventa una esperienza, non si tratta soltanto di seguire un fatto, ma si tratta di capire una realtà essenziale di vita. Benissimo, chiaro. Alessio, a te chiedo che cosa è scattato in te per dare corpo a quest'opera, cioè quest'opera che, come diceva il professore, è poliedrica, però ha un collante che è la vita del popolo e con i suoi sentimenti nel bene e nel male, però che è ben distinto dal mondo ufficiale delle istituzioni oppure del mondo che vive la sua vita in maniera comoda
e ben supportata finanziariamente. E allora che cosa è scattato? Come mai? Da dove è partita questa necessità dentro di te? Non c'ho il microfono. C'è il microfono, vediamo. Sì, penso che si senta. Niente, di solito uno scrittore scrive perché intende lasciare una traccia del suo sentire, o ha il bisogno e il desiderio di condividere il proprio sentire. Per me c'è stato anche questo, ma forse devo dire in maniera particolare la voglia di rivivere la mia stessa vita e la vita del popolo. Ogni volta che io stesso apro Piccolo Sacramento e ne sfoglio le pagine e comincio a leggere, io rivivo quelle scene, io rincontro quei personaggi e dialogo con quei personaggi e mi rendo conto di come è l'arte popolana, che non è solo quella che noi vediamo di solito in teatro, ma è l'arte del popolo, il modo vivente del popolo, che poi traslato sul palco diventa arte popolana. Quindi è quello che mi ha affascinato, è quello che mi porto dietro, è quello che ho potuto testimoniare. E ogni volta, ripeto, che io apro questo romanzo e ne leggo delle pagine, rivedo quei luoghi, quelle persone, quei volti, quei sentimenti, sento dentro di me quei sentimenti e anche quelle contraddizioni che questo popolo ha vissuto in quell'epoca. Benissimo, mi pare che anche qui abbiamo avuto una risposta netta, chiara, e diciamo subito che Alessio Parte, è vero che ha scritto il romanzo Piccolo Sacramento, però ha scritto diversi volumi di liriche, sempre in lingua siciliana, ma liriche profonde, dense, piene di umanità, in cui c'è un'attenzione specialissima verso la sofferenza e verso anche i spunti possibili di speranza. E quindi è un poeta che si cimenta con il romanzo, e nel romanzo emerge la poesia, emerge fortemente, ce ne accorgeremo tra poco. Allora, chiediamo ai nostri amici, così non pareri letterari, ma un'impressione dal vostro punto di vista, dal punto di vista dell'attore, diciamo che ha maturato un'esperienza straordinaria nella sua vita e che sa che ci sono cose che sono traducibili sul palcoscenico, altre che non lo sono. E poi è un magistrato del settore penale al nostro tribunale, Santino Mirabella, chiederemo anche qualcosa. E aggiungo tra parentesi che stasera abbiamo la possibilità anche di scoprire un testo che racconta l'esperienza teatrale di Tuccio Musumeci, il libro si intitola In scena, e che è una lunga intervista simpatica che ho letto più volte. Dicevo a lui che non l'ho imparata ancora a memoria, però mi è servita per richiamare alcune cose perché diverse opere le ho viste, e quindi poi parleremo anche di questo. Ma intanto partiamo da Alessio, da questo Piccolo Sacramento, questo quartiere popolare, immaginario o reale che sia, di Catania. Ma partiamo da Alessio prima di tutto, va bene? Alessio io l'ho conosciuto quando? L'anno scorso? Sì, l'anno scorso, un anno fa, perché mi è stato presentato dal dottore Mirabella in occasione quando Pippo Baudo presentò il volume di Mirabella al teatro Brancati. Ma che ho notato in Alessio una persona profondamente, cioè oltre simpatica, ma molto buona interiormente, cioè come si dice da noi altri, e tu che sei un siciliano di razza, che scrivi, cioè, come posso dire, un siciliano vero. Per quanto riguarda Piccolo Sacramento, io non l'ho letto, l'ho sfogliato così, ma ho notato in Alessio, cioè un martoglio moderno, perché man mano che io leggevo qualche cosa su Piccolo Sacramento pensavo a un lavoro di Martoglio che è Matrimonio nasce. Tu invece hai trattato questo Piccolo Sacramento negli anni 50, cioè in un linguaggio molto più moderno. Certo, io ringrazio Alessio, ringrazio i professori sicilianisti tutti, perché se non ci fossero su altri, in sostanza si viene a perdere la lingua siciliana. Il siciliano è una bella lingua.
diciamo che con questo romanzo, con queste sue poesie, ci sono molte poesie, cioè lui lo rende ancora più moderno. In sostanza è come parliamo anche oggi, tutto sommato, noi siciliani, perché noi anche i siciliani parliamo tante volte l'italiano con il siciliano. Noi della nostra generazione. La tua generazione, sono giocate di Dio. Ti ringrazio per la nostra generazione, perché... Ma guarda, Alessio, io ti dico una cosa, veramente leggendo, ripeto, qualche cosa mi hai ricordato qualcosa di Martoglio. Questo che sei un futuro Martoglio, chi lo sa, dei tempi del 1900. Ti ringrazio, ma io penso che la cosa più importante non sia cosa io debba diventare, ma cosa deve diventare Vicolo Sacramento, nel cuore della gente di Sicilia. Comunque, poi io con Sardino Mirabella l'ho conosciuto per caso, va bene, l'abbiamo raccontato diverse volte come ci siamo conosciuti. No? No, lo racconto io mi ritiravo una sera dal teatro, dal Brancati, e mi trovavo al Corso delle Province, era d'inverno, il mese di gennaio, incappucciato, che c'era un freddo, perciò era a piedi. A proposito, io qua non ho macchina, e perciò cammino sempre a piedi. E quando di dietro non c'era nessuno per la strada, mi vedo uno incappucciato pure, come pure, e so Dio, una rapina. Questo mi ferma, dice no, non abbia paura, dice sono un magistrato. Io pensavo peggio. Perché fiducia, perché nel senso che ho l'arco, se il mio portafoglio cellulare, se caschi sotto la magistratura non te ne esci giù. E lui mi ha detto che aveva questo desiderio di scrivere tutta la mia storia da quando ho iniziato da ragazzino, mia, di Pippo Bauer e tutto. Allora, un magistrato appassionato di teatro che segue con grande interesse le opere teatrali, sulla scia anche della propria famiglia, almeno questo ho letto, ed è come dire, un magistrato che si occupa di ben altro nella vita di ogni giorno e con grandi responsabilità, che è nel settore penale, e invece con il teatro siamo in una dimensione, come dire, diversa, certamente. Allora, come si coniugano queste due cose? Come si integrano a vicenda, come giovano nella vita di un uomo? Teatro e magistro sono due mestieri. Perché io dico ormai faccio due mestieri, anzi non so se ne faccio anche più di uno. Grazie a Dio credo e spero che nessuno rubi niente all'altro, perché sennò non potrei andare avanti. Comunque giustizia e teatro, in fin dei conti, non è che sono un mondo così lontano, perché c'è un aspetto rituale anche in tutto ciò che afferisce a un lavoro dentro un tribunale. Nel lavoro in un tribunale vi è tutta una suddivisione di ruoli, vi è una scenografia ben precisa, vi è una simbologia, vi è tutta una caratterizzazione che ha l'aspetto essenziale del fatto di essere fondamentalmente vero, o quantomeno veritiero, laddove il vero e il veritiero non sempre si associano. A noi interessa, ovviamente nel tribunale non si fa la giustizia divina, quindi si fa la giustizia possibile tra le umane cose, tra le cose terrene. C'è un bellissimo film di Paul Newman, Il verdetto, che Paul Newman, che è un avvocato, diceva che il processo è un'occasione di giustizia, perché noi cerchiamo di fare il massimo nell'ambito di ciò che ci permette la fattibilità umana di scoprire le cose, di dedurre dalle cose che scopriamo dei risultati. L'aspetto teatrale poi di tutto quello che succede in un tribunale ha spessissimo ispirato infatti degli autori, parlavamo di Martoglio, ma moltissimi altri hanno messo e collocato in un tribunale molte rappresentazioni teatrali e non cinematografiche e varie. Per esempio Civitò Timbrature è un classico che non dimenticheremo mai,
è che noi tendiamo sempre a citare in udienza quando succede qualche cosa troppo vicina. È facile dire scusate ma stiamo facendo civiltà di impreture, è proprio ormai è entrato nel lessico quasi giudiziario, quindi è sempre tutto importante è un fondamentale l'osservatorio, perché spesso una cosa che mi si chiede pure come si coniuga la fredda applicazione della legge con le calde umane cose, però questa è una osservazione che quando viene fatta comunque si ferma solo alla superficie delle cose, perché l'applicazione della legge non può mai essere fredda. Freddi sono i fogli di carta su cui uno legge la cosiddetta legge, ma la stessa facoltà si chiama facoltà di giurisprudenza, non di legge, perché la legge è ciò che viene scritto, la giurisprudenza è l'interpretazione della legge, quindi è la possibilità di rendere umana, concreta, quindi di umanizzare le fredde carte. Quindi comunque vi è una necessaria umanità e umanizzazione, quindi in chi svolge l'attività, perché dobbiamo tenere presente che non è che la svolge per sé. Scrivere un libro lo scrivi innanzitutto per il piacere tuo, secondariamente pensando a un possibile lettore, ma siamo nel campo della gioia, delle emozioni, fare il giudice non può mai esserci gioia. Ci può essere soddisfazione perché lavori bene, perché riesci a dedurre e a fare quello che si può dire fare giustizia, ma non può mai esserci gioia, perché comunque qualunque processo presuppone l'esistenza di una vittima e la vittima qualunque punizione non sarà mai sufficiente, e la presenza di un colpevole, anche se colpevole, pur venendo punito, quindi facciamo giustizia, stiamo dando dolore, quindi non può mai esserci gioia nel fare giustizia, ci può essere soddisfazione e senso di necessarietà. Allora, dopo chiederemo nella parte centrale, lo faccio dire subito, diciamo che quest'opera, che è associata a quella di Sacramento in scena, conversazione a Duccio Musumeci, a cura di Santino Mirabella, è gradevole ed si avvale anche di una prefazione del Popalo, dire perché è quasi banale, perché diciamo l'inizio della carriera di Duccio Musumeci e Pippo Baudo è veramente una cosa sola inizialmente, lo avvertivano loro, poi mano a mano le strade si sono divise per ragioni, ma non stiamo qui a raccontare, invece lo potete sapere leggendo qui tutto questo testo. Do la parola in breve perché passiamo subito dopo alla seconda parte. Una cosa su Alessio io sento doverla dire, perché ho parlato, mi avete fatto parlare solo di me. Lì, perché sui due aspetti, brevissimamente, ovviamente, innanzitutto il piacere di avere a che fare con Alessio non è solo leggere, soprattutto anche conoscerlo, perché leggere un autore è un conto, conoscerlo è un altro conto, e quindi quando le due cose si sommano e ti piace sia un aspetto che l'altro, sia ciò che scaturisce dalla persona che la persona, che non è necessariamente, perché ci sono dei grandissimi geni che hanno fatto opere d'arte eccezionali che magari nella vita erano delle persone tremende, sono delle persone tremende, quindi qua c'è il piacere di vedere collimare positivamente opera e autore. E poi volevo dire una cosa, perché Tuccio parlava di Martoglio, a me il primo esempio invece che ha ispirato a leggere questo libro è stato istintivamente Fabrizio De André, che con la Sicilia magari non c'è niente, con i dialetti sì, perché Fabrizio De André fece un'operazione meravigliosa con Creusa de Madre, il dialetto genovese, poi ha cantato nel dialetto sardo diverse canzoni, quindi lui era un amante, un cultore dei dialetti. Però mi ricordava proprio il piccolo Sacramento, proprio la città vecchia cantata da Fabrizio D'Andrea, insomma, di voi si ricordano i quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, e quindi lì, pure lì è in 3-4 minuti riassunto tutta la vita di un quartiere, che poi era il quartiere Via del Campo e dintorni di Genova, dove vi era questa umanità che si poteva riscoprire, quindi per dire che c'è il Martoglio perché siamo siciliani, ma c'è anche il Fabrizio De André in tutte quelle persone che se non sono gigli sono pur sempre figli
vittime di questo mondo e questa grandissima umanità che si può riuscire a rilevare anche questo stesso libro di Alessio. Grazie. Ringrazio. Voglio ricordare che questa sera c'è la collaborazione anche per l'attuazione dell'iniziativa degli amici della Biblioteca d'Oro, che sono Santina Russo, Giuseppe Poggiara. Adesso chiamiamo per iniziare davvero Piccolo Sacramento e tenendo conto che Alessio Patti è essenzialmente un poeta, cominceremo con Se la colpa c'è e dell'amore. Alessio Patti con Laura Leontini che sarà ai microfoni per il canto mentre lui leggerà la sua poesia. Quindi prepariamoci, prepariamo anche la base che serve per tutto questo, dopodiché partiremo con la prima parte che è di tipo surrealistico che riguarda Pupazzo. Ognuno a fare sul chilo che sa fare, con gli attori che presenteremo tra poco. Via! Ordu alla cattiva staio e lo mi rivoglio tu non senti, non sai che t'amo di un amore che non si spinne, smisurato. E mentre Marti in fuoco un talo cuore e a ti disio, ricordo quando con la luce agli occhi, come di Madonna, vivia la tua faccia. Orvu alla tua tia staio e lo me rifugio tu non senti, non sai che t'amo di un amore che non si esprime, smisurato. Pensi, arde in fuoco un talo cori e ti disegno. Ricordo quando con la luce agli occhi, come di Madonna mi regalato facci. Ora nello scuro resti tu, l'unica mi vuoi fare. Occhi petti l'unica luce. Cervo mio, pronta a difendere di sta poesia e di pensieri tutti di cuori. Si colpa c'è di amori che fa d'ogni me parola e vento smanuso ed ogni me carezza spilloso senza fini. Ora all'oscuro resti tu, l'unica me vampa, l'occhi petti do, l'unica me luce. O sarmo mio, non da difendere di sta poesia e delle pensieri incotte di cuore, se colpa c'è e dell'amore che fa d'ogni me parola un verso smanioso e d'ogni me carezza svelluccio senza fine.
l'unica luce. Bravi, applauso meritatissimo. Entriamo nel vivo, prendiamo la prima parte che si intitola Ognuno a fare sul chi che sa fare, e qui c'è il momento realistico e surrealistico, la figura di un pazzo, e abbiamo con noi gli attori Carola Colonna, eccola qui, Franco Leottini, e poi anche in questa recita Carmela Tolato, e infine abbiamo, anche se in maniera molto limitata, Franco Cannate, che sentiremo invece dopo assieme a Maria Grazia Ardita. Quindi questo primo momento surrealistico, il secondo è estremamente comico, quello che vedremo, il terzo molto sentimentale. Questi sono i passaggi fondamentali che avvertiremo. Via con ognuno a fare solo il quinto che sa fare, basta avili cuore. Lui anche sta pizzasci. E io lo sento venere con tutto lo suo carico di beni e malasorti. Sì, è l'ora. Arrivigli di piccolo sacramento. Lentamente si allontana. È scesa all'improvviso la ilata di dopo pranzo. In Sicilia è raro che si manifesti, ma lo svolazzare delle foglie e l'impetuoso girare del vento gelido ne sono indubitabili segni. Le mura, il basolato e il cielo sopra Vicolo Sacramento attendono come ogni giorno il ritorno del loro incompreso inquilino, un pazzo. L'uomo è alto, inaspettatamente distinto nel lungo e logoro pastrano. Il viso magro ha bei lineamenti, intagliati da una ineffabile sofferenza. Gli occhi scuri ardenti, mentre, bastone in pugno, grida la sua costernazione. Infame! Rivolgendosi a strane figure manifestatesi in quel luogo dal nulla, in dissidio tra loro e spinte dall'atavico conflitto in un mescolarsi di luce e ombra. Finitela! Oh, finitela, Benascore, guarda che ci giuriate e toccate allo steleggio! Arrestatevi! Pazzo sono! Pazzo! Il luogo è divenuto saturo di presenze ostili che vanno bisbigliando. Tagliatelo forte! È un pazzo! È Carnavalari!
tagliato e non ho perso, l'ho mammato il cerrino. Uno di quelli dal piglio oscuro lo invita a sé. Avvicina, pazzo, vieni di sta parte, avvicina. Ma un'aurea luminosa e dallo spirito compassionevole lo avverte. No, figlio mio, l'arcano non è anima limpida, non ci viene ghiribia. Andate piuttosto vicino a lui. Altre figure sussurrano, indulgenti e benevole. Stendi pietà per lumbri scuri e allascati. Dal lato oscuro, ancora dileggiando. Un tondolo, cade la tua casa, insieme alla nuace, vieni. Mentre le visioni dell'arena spirituale continuano da una parte ad ingiuriarlo e dall'altra a proteggerlo, l'infelice è disorientato. Reagisce sgomento e con rabbia all'incomprensione. Canziatele tutte, ombre della notte, perché pazzo sono, pazzo. Risucchiati da un vortice potente, le arcane forme si disperdono tutte e d'un colpo il vicolo si svuota completamente. L'uomo che vi abita, rimasto solo, si lascia andare ad un dolore profondo. Lasciatemi stare in pace, lasciatemi solo, sì, voglio restare solo, con le mie pazzie. Che freddo. Si guarda attorno come d'abitudine, alza gli occhi verso l'alto, sembra cercare qualcosa. Pace, mi sentite? Non le siete? Parla come fanno quelli ritenuti pazzi. Titubante, porge l'orecchio al cielo e con una mano tenta di toccarlo. Rosi, stai benedicendo la signoria. Vado a scusare se lo vede solo, ma ho bisogno di parlare da vecchiata con voi. Sì. Un povero pazzo, e non possiedo niente. E non mi ricchezza la mia pazzia. Sì, la mia pazzia. Ma tu sai che mi è successo ieri? Passai la notte dalla vicaria. Che feci? Niente pace. Ci salivamo a dove potente, sì. A tu che si sentiva importante. Alzando lentamente il dito verso l'alto soggiunge. Gente di Stato. Mi facevano sacanagli. A Mina, pace. Si contorce ancora, battendo le nocche delle mani. Poi si rimette in ascolto. Chi dice pace? Ma non se la mai chisare. E perché? Perché pace se non mai difendere? Porgendo l'orecchio al mistero soggiunge. La violenza non si risponde mai con violenza. Sì, è giusto. Ma le stratanacchie che riceviamo, che fa possiede, vedi? Vedi? Sfoga con impeto la cocente delusione. Torna al comune di quello che mi ha visto a fare passare. Come? A Cesare mandare il ciocco e di Cesare a vostra signoria. La signoria so chi sono. E perché pace? Perché questa cosa fa fede sulla grazie? Perché non ci credi? Indicando col dito l'orizzonte e il vuoto. Io le vecchie sappiatori di Cesare lo vanno a fare. Che dici? Vanno a fare sempre quello che stava a fare. Basta avere cuore. Bella questa facciata. Tonga! Ancora il dito puntato all'orizzonte. Vedi la prepotenza e rimase la sofferenza. Non ottenendo risposta, innanzi a quel silenzio che lo isola e lo ferisce, ricomincia a gridare e a piangere ed ancora con gesti amari colpisce il suo corpo, poiché l'anima è inerme di fronte all'irridente prepotenza dell'uomo. Pazzo, è sempre per te ossia che parlerà così, che un pazzo di me. Il dolore è cupo e profondo come l'intimo disagio. Un impulso irrefrenabile lo rimette in ascolto. Ancora a fare quello che stava a fare. Ci vuole cuore. Sì, ci vuole cuore ognuno a fare.
Sultano. Ognuno a fare che quello che sa fare, padre. Così va ripetendo, mentre si ricopre con il cappotto fin sul capo e si rannicchia per dormire. La notte è passata. Dal porticato si fa avanti una misteriosa bambina. Danza seguendo il dolce turbinio del vento e attorno all'uomo. Poi, come i bambini di fronte ad un ostacolo, lo scavalca e cade. Investito, l'uomo soprassalta, scuotendosi dal sonno, liberatosi dal pesante soprabito e annorvoliato, inveisce contro l'ignoto. Ah, ma lo schifo, a botta di sangue! Accortosi della bambina che piange e si rasserena. Una vicinità. Intimorita l'amico le indietreggia e lui, mosso da tenerezza, le si avvicina lentamente per rassicurarla. No, non mi scandate, verità. Io sono pazzo, è vero, ma non faccio niente. La bambina si acquieta perché lo sente sincero e lascia che le si avvicini. Vattene, non successe niente. Ti scacciasse solo la denunziuzza. Cosa di poco. Avanti, ora ti asciugo questo sangue, non ti scantare. L'uomo prende dalla tasca dei pantaloni un fazzoletto e, inginocchiatosi, con delicatezza tampona le lievi ferite. Da così, lo sta venendo le parete, e già lo sangue si stagliò. Non ne esce più. Il gesto d'amore è puro e semplice e la bambina, commossa, porta le braccia al collo del povero pazzo e lo stringe a sé, lasciandolo pieno di meraviglia. Aspetta, mi devi chiamare grazie. Io sono pazzo e dunque non merito niente. La bambina, all'udire quelle parole, leva il dito verso il cielo e il pover'uomo, ancora inginocchiato, si fa più avanti, preso dallo stupore. Ma che sta facendo? Ma che volete questo segno? Ma tu così veramente? La fanciullina continua ad indicare il cielo e poi si tocca il petto in direzione del cuore. A questa vista il pazzo ricorda le parole udite la scorsa notte e indietreggia sentendosi gelare il sangue. Riconosce che lo desiderio di Dio non è diverso da ciò che egli ha già nell'anima. Alzando le braccia con lo sguardo rivolto al cielo, grida: Padre, avevate ragione, è vero. Ognuno di noi a fare solo che pensa da fare. Basta di ricordo. Avvicinandosi alla bambina, sussurra ancora: Basta di ricordo. Dopo essersi prostrato si solleva, la bimba si allontana. Rialzatosi osserva l'orizzonte e con occhi illuminati ripete un'ultima volta: indica più volte prima il cielo, poi il cuore. Lo stringe idealmente nel pugno della mano. Infine, con fare lento, prende le sue cose, solleva il bastone verso il cielo e pronunzia come al suo solito: È l'ora. Poi io non sta per nascere, io lo sento venire con tutto lo so carne, con i beni e mala sorte, sì. È l'ora. Arriviti, piccolo sacramento. Franco Leontini, Carola Colonna, Carmela Trovato, Franco Carnata, Alessio Patti, una poesia di 10 secondi.
si aggancia e dopodiché ci divertiremo con un momento brillantissimo, i 1000 menagli. Va bene, qui avremo protagonisti Franco Cannata e Maria Grazia Ardita, due bravissimi attori che sono qui. Vorrei un applauso tutto, ma sono sicuro che alla fine l'applauso sarà ancora più grosso. Alessio, la tua poesia. Lucori Villoni. Un canavazzo sciazzato e lo cuore di Lodi. Sciazzato e lo sentimento. Sciazzato e lo senno. Dio, riduci si sciazzi col tuo amore. Un altro momento di piccolo sacramento, i 1000 menagli, quando l'escio è come munita puntanti, con Carola Colonna, Franco Cannata, Carmela Trovato, c'è Franco Leontini pure qua penso, no? Che si inserisce o no? Sì, non c'è, l'abbiamo sentito prima, benissimo. Diamo il microfono, funziona a Carola Colonna. Don Prazzito è un venditore d'ova freschi. Ogni giorno, come di consueto, visita il vicolo Sacramento provando a vendere in contanti la sua mercanzia e a star lontano dai poveri come lui che gli chiedono sempre di comprare a credenza. Suo malgrado non vi riesce, ogni resistenza cede infatti di fronte all'unico interesse culturale per il quale egli è disposto davvero a tutto. Mauro su, davvero! Venite sacramentesi, venite a cattare questa, mi raccomando, lì nei uova la trovate solo un di mia. Avvicinate gente e vedete che so belli e che so caure. La zia Nunzia lo ha già visto dalla finestra della sua casa che sporge sul vicolo, occasione ghiotta per tentare di acquistare a credenza una partita di uova fresche necessarie al fabbisogno delle tante zabobbie da sfamare. Giù in strada ci sta Saridda, la sua figliola Saudavanti, alla quale si rivolge per trattare lo speciale acquisto. Saridda! Oh Saridda! Vada a casa, giusto bello che c'è, Don Prazzito. Oh, fai il fatto di insegnare sempre di fare tasti conditori, se tu vuoi giù a mangiare. Oma, quante ne accattare? Quando anch'io, oppure tu ci vuole. Ma fa presta, mangia, corre! Prima che sfui sto zambero e se ti va. Mi raccomando, avete minaglia. Va bene, mi sto se tranquilla, ma curro! Don Prazzito! Oh, Don Prazzito! Richiamando il venditore, accortosi della Saudavanti, commenta fra sé. Dopo siamo? Ma si aspetta, non avesse prescia, Teresina che mi secca. Che vuoi di mia Saridda? Mi manda menage, la Zanunzia. Volesse 12 uova, oppure quanto anch'io. E te desi soldi per accattare sta mercanzia? No, a credenza mi la va a dare. Mi dispiace picciottetta, ma a credenza venivo proprio oggi. Dici la Zanunzia che per accattare le mie belle uova fresche, ora ci vogliono solo i soldi in contanti. Caso contrario, niente, vi studiato l'uso. Sì, Don Prazzito, state facendo una questione per due sprocchi d'uova. Niente questione, è per carità. Solo soldi che sopra le mie mani, belle in contanti, e ti do l'uova. Ma guardate che c'è qua. Giorgio come sia. Lo sappi o non lo sappi tu sta parlando? Oh te, Broglione stavo davanti. Dunque, andiamo a fare. Niente, mi servo subito. Tra sé. Tinto Sardaro. Guardasse che ci dico. Io saccio che possiate tanto a cuore le mie minagli e che è strongo, ovvero che ne esce sempre a zettare di zocco si tratta. A sto proposito, ci tazzo una minaglia mai sentita prima. Se più anzetta, ova non me ne dica. Se invece non l'anzetta, se tu ne ciova, me ne scrive a
credenza, che ne dici? Don Prazzito sente odor di bruciato. Preoccupato prende di corsa la cesta di terra, si gira di spalle e fa per andare. Poi però, attratto da un irresistibile richiamo per quella nevinaglia, torna sui suoi passi e intuendo che sotto quella sfida si cela un inganno nei suoi confronti, rimarca scontroso: Sento ciauro d'imbroglio, o vedo di fruttura d'ova pisca e rotta in tapatetta e tutto chisto la facciazza a me. Non è da così, carosiglia? E chi solo dice ossia? Ma se non aveva il coraggio di confrontarsi con una picciottella sopra la minimaglia mai sentuta prima, significa proprio che sta nome capito di astrologo è falsa e che siete solo un ingannatore e incompetente. Oh, attenta a ciò che dici, revogliosa femminetta. Non c'è stato mai una volta che Don Prazzito si abbatta al narreto davanti alla minimaglia. E dunque, sognuca, io accetto la tua proposta. Beh, possiamo ascoltare. Batti e ritorci, e di ritorcere non cessa. Porta un gran peso d'ingoggio, e pur essendo libero e potente, è schiavo di tutti. Com'è? Don Prazzito ci pensa su un attimo, poi, vinto, reagisce minaccioso. Gran figlia di Tommaso, tu non la pigliassi sta minimaglia. Dicimelo, ma la vera. Lasciassi perdere, non la pigliai. Allora, lo sape o non lo sape di chi si tratta? Tra sé mormorando. Tento di curare. A cominciare a preparare stomaco. Don Prazzito, pensieroso, si sforza di trovare la soluzione e tenta alcune risposte. Vederlo, io penso l'orologio a penna. No, ma che dici? Che cos'ho come mi viene in testa? Insomma, potessi essere pure lo martello. Nisba, non è il martello. Don Prazzito rimugina ancora per qualche secondo, poi, definitivamente sconfitto, cede. No, niente da fare. Verbante, come sempre vincesto tu. Guarda, dimmi subito di che si tratta, io non sono parecchio. Prima roba, non si sape mai. Dinda Santana, si aspetta da me, Preleva accuratamente dalla cesta 12 uova, le mette in un cartoccio e le consegna alla ragazza. Caccio su 12 uova. Grazie. Le arraffa con la mano portandole dietro la schiena, poi riprende garbatamente. Dunque, ecco a voi la soluzione. Si tratta di lumare. Lumare? Convincendosi soggiunge. Tu come dici a non pensarci? Proprio di tutto si tratta. Uno bestia del sogno. Giusto dici? Raggiunta dallo sguardo fulminante di Don Prazzito, mitigando, riprende. Calma. Avevo senso che proprio di lumare si tratta. Che pensò? E che è pensare? Cottia che sei capace di levare le scarpe, di piedi, di la gente senza che se ne mettono al duro. State fatto? Che lumare si tratta? Appunto. E io che fa? Che fa? Batti e si ritorci con le sonde minazzose sopra le scogli e di ritorcere non cessa. Questo si sa, porta un gran peso d'ingoggio perché è carico di navi, traghetti e bastimenti e per finire è libero visto che non lo aveva la forza di fermarlo. Ma d'altra parte è pure schiavo di tutti gli uomini. E che ce ne fanno mennette? Ecco proprio, bella e chiara la spiegazione. Chiarissimo, fu tanto chiaro che mi fotteste 12 uova. Miniminaghi sono, miniminaghi. Ma che miniminaghi? Sono troppo a dire. Lo saluto, Don Prazzito, e alla prossima. Via per il porticato. Don Prazzito riprende da terra la cesta con le uova e mentre si avvia sconsolato, sferzante, rimarca tra sé. Basta, non può più lasciare ti passo del capo. Parola mia, alle mie menacche, malanova.
trovata. Io chiederei ora un applauso veramente per un grazie straordinario a tutti gli amici che è il teatro, è il nostro teatro, davvero, perché lo rappresenta pienamente e ha immesso la sua vita dentro questa dimensione esistenziale. E d'altronde non abbiamo parlato di altro perché lui lo ha privilegiato il teatro rispetto al cinema, anche se ne ha fatto tanto e ha rinunciato a tante cose importanti, non lo stiamo a dire, lo leggerete nel libro, e poi la televisione e poi anche i dischi, le registrazioni, insomma tantissime. Li ho trovati in Australia, in Germania, no, quelli americani sono tutte fasulle, ma quelli in Australia erano autentici originali, di Indonesia, in Tunisia. No, in Tunisia li vendevano al porto, quando c'era Gheddafi, ora come si Gheddafi non si ragione più, adesso rendono le più, ci ha pensato a fare il disco, dai. Va bene. Bene, ringraziamo anche il magistrato Santino Mirabella che ha curato il libro sulla storia, svolge la funzione anche di tassista, dice, e quindi noi procederemo con Amore di Maggio, Amore di Figlio, su amori che non morono mai, però voglio dire che qui parliamo di affetti autentici di un mondo che ormai è scomparso per certi versi. Però c'era questa umanità profonda che ora si è persa, giustamente come diceva lui, ora il mondo è completamente cambiato, anche se questi valori vanno recuperati ove è possibile. Caccetta ha 30 anni, minatore delle zolfare di Scordia. Con incedere grave dal porticato s'appresta verso la carretta dello Zoiano per acquistare della carne. Richiamandone l'attenzione lo ossequia. Bene, quanto sia, Zoiano. Salutare, Michele. Meravigliato nel vederlo arrivare a quell'ora inconsueta per un minatore, soggiunge. Che fu, figlio mio? Che ci fai tu da così presto? Successe cose? No, niente. Bene presto non devo dire che ci voglio portare a me mazzuzzato bene fende da carne da parte da zinca, quando la faccia di città da vecchieretta che non si usa mai le cose buone. Fai bene, figlio mio, a pensare se lo merita Santa Cristiana. Ora ti do una vecchia zinca per scagare. Stai tranquillo. Grazie, Zoiano. Grazie. La rispetto come un base. E voi mi scusate. Lo saccio. Ma ora parliamo di te. Come ti senti, Michele? Ci sei un dottore? Sì. E dunque, che ti disse? Che mi va a dire? Picca mi resta Zoiano. Forse una settimana, forse mio nonno era. E cosa sape? Grande Dio, ci posso credere? Sì, certo che c'è da credere. Ma io manco la parlare. Che malo destino con chi tu tocchi, figlio mio. Malo destino, figlio mio. Malo destino. Mentre affetta la carne più buona, riservata solo ai migliori clienti, il suo sguardo si volge su quell'uomo ormai sfinito e non riesce a trattenere la commozione. Tene, Michele, portaci sta bella carne a Tommaso e falla ricciatare. Grazie, Zoiano. Forse mi dice il suo coceta. Senza offesa, considera sta carne un mio presente, un gesto semplice di un amico, e non mi fare sappiare. Pigliatella e battemmene Tommaso. Zoiano. Niente, figlio mio, lo Signore ti benedice. Michele accetta con amore quel segno d'amicizia, porta al cuore il pacchetto con quel ben di Dio e lo custodisce delicatamente, fin tanto che non lo avrà consegnato. Tra i miseri alloggi del piccolo Sacramento, uno umido e in rovina è abitato da Maria Caccetta,
una povera vecchietta ammalata. È la madre di Michele. Questi giunge da lei inaspettatamente, nelle mani il saccottino di carne ricevuta in dono dallo zuiano. Non ha sentito sopraggiungere i passi del figliuolo, ma quando questi la chiama, ne riconosce subito la voce e il suo cuore sussulta. Madre, ossia necessita di cure e di mangiare cose sostanziose. E quella tinta è misera pensione che piglia, una ghireno. Ora, ci buttai sta bella zinca. Porgendole il sacchetto come se fosse un bene preziosissimo. Sa mangiarsi madre tutta, se non vuole chiamarsi in auto prima ancora della sua giornata. Le madri siciliane, come del resto tutte le madri del mondo, nessun pensiero hanno per se stesse quando i figli sono presi di debolezza, quando sanno che il loro stomaco è vuoto, benché il cuore soverchi d'amore. Figlio mio, io carne non ne voglio. Ma se facete quella cavolo che sanno che fa, e poi vedete come vi sentite più meglio. La madre posa la carne sul tavolo, apprestandosi a dire l'amorosa bugia. Ma no, scansatemi, dirissi di carne non ne voglio. Io già mangiai, tu perché ne va contato. Mangiavo, a storia. Mangiai prima che tu venire in cama, ci credi? Non posso. Ascolta, Zaccotelino, non fosse peccato in dare sta bella carne. Vieni in casa, la vecchia faceva, a seguito. Sollecita come solo una madre sa essere, lo trascina dolcemente a sé e lo fa sedere. Se tu non hai premura, metto sull'osso la marmita e te la rostattia sta bella carne, che bene ti fa. Della cosa buona, arineo e lo vedi di Sicilia. Che ne dice a Marzi? A mia. Mormora incredulo Michele. Si sarà con Dio. Come se la tavola e te la servo presto. Non ti muovere di cama. Ma che dice, ma io la buttai sta cara solo per poesia. Io ti dico, non fare una questione. E non ti sterniciare manco tu. Ma ne vuoi pensare? Che ci pare che non saccio che sta facendo tutto per farmi la mangiare a mia sta bella carne? Ma queste scherzi non si fanno. Io reputo che dico che sta carne è per poesia, però lo so bene. Ma ti scherza e scherzo, figlio mio. Se ti dico che non hai fame, significa proprio che non hai. Tu ora state bene per proprio. A riposo con la vecchietta, che non dormo ti porto tutta a tavola. Il rispetto di Michele cede dinanzi all'ardita donna. Va bene, ma vince sempre poesia. Aspetta il gioco, cari mio, che ti servo subito. Grazie, madre. Sempre come poesia comanda. Torno subito. Sciotto come come. Animata, la madre si ritira velocemente in cucina, mentre Michele, spossato, china la testa sul tavolo e attende. Si ricompone in fretta all'udire i passi della donna che ritorna richiamandolo festosa. Figlio, caso mio. Madre, questo faccisto. E che certo. Avanza, faccio ora mangi di sta bella carnina, ora con stato come più sarà, ma più da Sicilia. Grazie, ma mi sta sempre accanto vicino a mia. Ma se no che non mi cala. Si siede premurosa accanto a lui. Caso mia madre, non te passo solo, figlio mio. Michele la guarda e si commuove. Madre, Che c'è, figlio? se tu vuoi che mi mangio sta bella carne, se non avrò lo assaggiare insieme a me. Ma no, che non è necessario. Allora la picchettata perché io non mi voglio. Va bene, l'assaggio sta in casa voluta. Ma sta che Tarezetti lo vuoi e mangi. No, madre, una forchettata poesia e ora io, se tu vuoi che mangio. Ma vabbè che essere. E va bene, basta, vieni qua, figlio mio. Ugato, fateci vedere tutto marcio, ma chissà rifita sta bella carne. Taglia la carne a piccoli pezzi e mentre ne dà al figlio ritrova il gesto antico di quando lo imboccava da bambino. A bocca. E una. Tu grande Dio. È sotto forchettate, basta. Ora possiamo, non capisco solo che me ne vai. Va bene, tocca a mia. Ma quando vi picchiasto, ma sotto, e chissà chi è forchettata? Quando scravaglio ve ne picchiasto? No, ma che ti pare che hai un cranio tutta caricata di tu? Muoviti, stai mangia. A bocca, mangia.
Michele non ha il tempo di inghiottire, che già la madre lo imbocca di nuovo. Basta, non lo voglio più. C'è fede da cane perché ci sto a mangiare. Sostanza te fa. L'amore della madre, profuso in quei gesti semplici, gli avvampa l'anima. Solo lo vostro sant'amore ne fa sostanza, madre. Baciandole la mano si commuove. Solo lo vostro sant'amore ne fa sostanza, madre. Che Dio la benedice. E attiamo le più benedizioni di vita mia. Sciato di l'arma. Gli accarezza il volto smagrito e piange singhiozzando. Che avete, madre? Niente, madre. Niente. Mi commuovo per te, figlio mio. Perché ti voglio bene. Tu non sai quanto. Cos'altro, madre? Quanto a Dio, Magiuzza. Quanto a Dio. E all'improvviso gli cede il cuore. Appena il tempo di discendere dolcemente la testa nelle mani della madre. La donna trasale vicino al figlio morto, lo accarezza, lo scuote, lo bacia, oppone alla imperturbabilità della morte, come già fece un tempo quando gli diede la vita il calore dell'amore. Nessun segnale però le viene dal volto di Michele e le si avvampano gli occhi di sangue, restando svanita. Nel silenzio di quella voragine, senza che alcuno la consoli, come accade sovente ai poveri, Maria sottostà all'ultimo straziante distacco. Di interpretazione anche per il nostro scrittore che riesce in questo modo a descrivere i sentimenti. È davvero commovente e un amore, come dire, difficilmente descrivibile, ma intensissimo, forte, quello tra la madre e il figlio, e chiaramente la conclusione ci lascia impietriti. È veramente un momento, avete visto, diverso dagli altri, quelli precedenti, ma estremamente intenso di sentimento. Grazie Alessio per averci donato questo esempio di amore di madri. Allora passiamo all'ultima parte. Ricordo che alla fine poi ci sarà un cocktail che viene offerto a tutti i presenti proprio nella hall. E l'ultimo pezzo invece molto duro, esprime quello che è il modello comportamentale del capetto di quartiere, quindi il mafiosetto, che però in qualche modo poi riesce anche lui, nonostante tutto in quel quartiere Vicolo Sacramento, a individuare qualche necessità e qualche bisogno al quale bisogna dare risposta. Comunque si intitola Don Banzazza, e immaginate Don Banzazza, la vostra fantasia si può scatenare, questo personaggio, diciamo, che si fa rispettare e che si trova nel quartiere, a cui si sottomettono tutti, e purtroppo, come dire, molti perdono la loro dignità umana proprio nel rapporto con lui, anche se poi scopriremo qualcosa di diverso. Tollerato in Vicolo Sacramento dal capomafia Don Nicola e dall'altro suo compare Calogero. Non lo intralciano in verità per questione di mera opportunità, anche quando commette abusi sulle persone per le quali dovrebbe prima accreditarsi il consenso dei capi. Su suo ordine viene rapita Rosa, una bella e giovane ragazza, madre della piccola Serafina. La Carusa proviene da un passato infelice e umiliante. La madre di lei, Nina, fa ancora la prostituta. È una fra le prostitute più ricercate del vicolo. Ha partorito Rosa sul tavolo della sua cucina, di nascosto e all'ombra della sera. Sin da piccola, Rosa ha dimostrato una graziata sinuosità
nelle sue forme spiccatamente snelle e rotonde. E benché Nina abbia cercato in ogni modo di tenerla lontana da quella casa visitata da mascoli sempre accalorati, non ha potuto sottrarla agli occhi lussuriosi di Don Panzazza, il suo magnaccia, il quale decise di aspettare tanto quanto bastava a Rosa a divenire donna e poi l'avrebbe presa e fatta sua. Invece Rosa si diede a un iarzonello di cui si era innamorata, rimanendo subito incinta. Quando Don Panzazza fu informato dell'accaduto, andò su tutte le furie, mise a soqquadro Catania, sguinzagliò i suoi scagnozzi ovunque ci fosse carusanza. Non fu difficile per il suo esercito di malafangusi trovare il giovane e farlo soccombere. Quando poi nacque la piccola Serafina, non la volle vedere, né in futuro si dispose mai a conoscerla. Dopo il parto di Rosa, attende come in un religioso rito ebraico il recupero della purezza della fanciulla. Ordina poi ai suoi gregari di mettere in atto il piano. Il rapimento avviene proprio davanti agli occhi della piccola Serafina, che vede la madre strappata con forza dal suo cuore, portata via dalle mani di sconosciuti caicchi. Frattanto, in attesa di avere tra le braccia la dolce fanciulla, Don Panzazza non riesce a trattenere i lussuriosi pensieri che lo invadono. Pervaso dal vir serio della bellezza, ripete fra sé: ammavarato dello desio, luce amaro dell'attrazione, l'affanno, ma avvicino alle tue esili affabili forme per astiare nello profumo. Come una bestia che si fa trascinare della sua volontà, ne imprigionisce del tuo corpo, ecco per mezza lo strazio di passione d'indole. Dopo, l'ultimo mozzico per saziare la mia sprinatezza. Finalmente si sentono i passi dei malafangusi rientrare. Don Panzazza è assalito da un forte turbamento, sussulta e suda. Tenesse Don Panzazza, ecco a voi la carosa, dichiara uno dei suoi uomini mentre trascina la donna come un pacco ai piedi del suo padrone. Mi lasciasse stare, uomo dello profondo, non mi toccasse. Se mi avessi ad riflettare se mi sono sprenatezza male, facessi tornare la ragazza mia figlia, che la stai piangendo, cuore mio. Grida disperata la giovane Rosa. Muta pazza, non sai ciò che dici. Non sai quanto mi costò non violare la tua purezza e non essere io il primo uomo della tua vita. Ora che sei caro, non c'è niente al mondo che mi può convincere a lasciare restare. Replica Don Panzazza. Mi dovete invece lasciare stare, vegliato! Siete curioso solo con le femminelle che non hanno pace e vi approfittate! Repeta pure quanto vuoi, cosa. Perde solo cielo. Ma non lo capisci che si becca dalle normali. Di meno la luce la pelle e lo chiudò. Su da così insunzate di cielo. Con le stille si ci adduma a papparicciante. Siete solo marrano! Parla pure quanto vuoi. Come a mia, sai quanto è ingiusto lo destino umano. Mentre la carne invecchia e lo sangue si sperde, lo desiderio della bellezza resta infuocato, sempre giovane e forte, come la sua sorte. No, non Panzazza, quando giunge la secomata morte, quando scrusce di denti, il tuo suo vestito mi leva per sempre ogni speranza, eppure ogni desiderio. Rimasto solo con la fanciulla, Don Panzazza riversa tutta la sua lascivia che l'assale. Mentre lo fa, sussurra queste parole. Oh, bersaglio della bellezza, non t'abbandonare che sereno la padronanza che hai sopra ad ogni uomo, a ogni carne posseduta e a ogni primizia che passa delle tue mani. Ma fammi sentire emozioni che il mio uomo ha provato, sciamme che il mio uomo ha vampato e parole che il mio uomo ha pronunziato. Mi ha magarato un vento che ti possedeva
Sono passate 4 ore da questi ignobili fatti e Serafina piange ancora per l'assenza della madre. Sta affacciata al balcone di comare Mela, che l'ha presa in custodia in attesa che Rosa ritorni. Ma sa già che ciò che cade nelle mani di Don Pazzazza non fa più ritorno. E allora che fa? Lasciare che la piccola creda che la madre ricomparirà o dirle subito, chiaro e tondo, che dal cielo è stata portata via, che è morta? Meglio dichiararle il peggio. Comare Carmela, utilizzando parole semplici, confessa alla bimba che la madre è andata in cielo e che non tornerà mai più. Serafina però non si rassegna a quella perdita e, affacciata al balcone, drizza lo sguardo verso la via in cui la madre è stata trascinata, sperando che da lì ritorni. Gli occhi le si riempiono di lacrime brucianti e amare, come cocenti possono essere solo quelle dei bambini. Guarda in quell'unica direzione e spera ancora. Frattanto Don Pazzazza ha consumato abbondantemente i suoi ardori e ha deciso di fare una passeggiata nel vicolo. Gli ridarà le giuste energie per ricominciare poi di nuovo con Rosa. Mentre cammina, il suo sguardo è attratto da una bambina che singhiozza da un balcone. Si ferma ed è come preso da una voragine, una strana tenerezza a cui non è assolutamente avvezzo. Il volto della piccina gli ricorda un'altra bellezza, ma poi ritorna in sé e si chiede: Lo sapete che ci successe ad Aianzonetta per piangere? Sta sorta di lacrime di fuoco sopra quel balcone. Non si interroga oltre, avanza nella sua passeggiata. Di ritorno rivolge lo sguardo nello stesso punto di prima e scorge ancora la bambina sul balcone che piange e fissa con gli occhi il fondo del vicolo, come se da lì attendesse qualcuno. Si ferma, guarda in silenzio la scena. Misteriosamente assume in sé la pena di quella creaturina, poi decide di parlarle. Senti, Garzonella, chi hai? Già 2 volte hai passato di qua a sud e t'hai visto messa sopra il blocco a piangere e a guardare da un fondo. Che ti è successo? Aspetta qualcuno. Dice il bimbo. Serafina non sa chi è quell'uomo. Come tutti i bambini innocenti, quando vengono interrogati risponde facilmente, ma diversamente dai piccini del luogo lo fa nella lingua italiana. Da quando è morta mamma mia, è da lì che l'hanno portata via ed è da lì che un giorno farà ritorno. Don Pazzazza è un biforco, ma anche in lui la tenerezza dei bambini fa miracoli. Commosso replica: Vecchierete, non lo sai che le morte al mondo non tornano mai? Ritorneranno al vaso i fiorellini miei. Ritorneranno le stelle e ritornerà anche lei, gli risponde la bambina. Don Pazzazza è scosso nell'anima. Frattanto Marinela intravede il delinquente parlare con la bimba. Presasi di coraggio, scende a due gli scaloni della sua casa e si precipita a parlargli. Don Pazzazza, che volete? Ah, me, la piccerina mi sta al balcone. Che hai trovato casa? Sì, c'ha la mia casa. Chi è che vuole dire? Niente. La di piangere e seguitare a tagliare da un funno e vendere il dinero. A voi, non ci credo proprio. Sì, invece. Ed in tratto mi fece ricordare la mia picciottanza. Uno che di nico ha patuto come a bossia, non ci ha visto passare manco per la testa di fare soffrire all'auge. E il suo principio all'arma innocente. Lascia perdere, Mela. Però mi si stringe un cuore a tagliare la sofferenza di Serafina. Come che la chiamaste? A sta Garzonella? Serafina, di che pare? Che cabuloso? Come di che? Ossia, che non sanno ciò che sta succedendo. E para, sa un pezzo, chi ne saccio? Che fu? Si tratta di Rosa. Rosa? E tu te ne sei la vera?
Malaverga, Reccabolone, Sautampizzo non sono parole d'offesa, ma modi di dire della gente del popolo che nel rivolgersi agli arzonelli siciliani già li colma di quel fuoco e di quell'energia che bisognerà loro nella vita per crescere. Anche quando sono carusi come Angia, a cui manca quella rotella nella testa, è un vero e sincero augurio. E spiace la casa del Don Panzazza e Rosa non è morta. Viva, Rosa, parla. Ma perché non mi viene a cantare poesia? Canto a confessare vero, no? A vede Rosa, che è prigioniera di Don Panzazza. Muto! Non nominare mai la voce autonoma di Don Panzazza pesciata. Perché le sole non se ne apparrare, che peccato si fa! Ora dimmi una cosa. Ma Dio, quando ci portò dentro la casa di due malo cristiano? Oh, sei sicuro che troppo poveresti? Non è che fai un ballecchiere in cui ti fissare. Ma che so ciò? Resta svanito, ci mette un po' a far carburare i pensieri e a dar corso ai ricordi, ma è un ragazzo onesto, ha visto e sentito. Ah, da chi fai, va, ti neanche la ciuscia. Allora su i latti e pretende di parlare, di rispurre le cose che non dà battello. Scoppa, va, vattene, vedi che hai da fare. Concitatamente gli dice con Marimela. Oh, io ci stai dicendo che è tutto vero. Ci sentivi dire dalla bocca stessa di Don Panzazza che voleva ammazzare Rosa e ora che mette la piccerina. Oh, ma sei sicuro? Proprio dalla piccerina ci sentiste parlare? Sì. Allora io, prima di cuore della poesia con Madre Nera, passai dall'abbate Ferraro e ci mandai troppo visti e sentiti. E dopo che successe? Che fece l'abbate? Corse nella casa dello malo famoso e ci può parlare. Maccia di Dio! Ma c'è gente che sta per succedere! Nunca, quando l'abbate Ferraro corse verso la maledetta casa, io ci appezzai dal retro a Fernando la sua tonica. Quando io ci seduta la stai a tonica, io mi appoggiai dietro alla porta a ascoltare. E facesti bene! E che sentisti? Sentii che l'abbate lo supplicava dalla libertà a Rosa per farlo per la piccerina, per Serafina. E pensò quello aveva sentito un cuore vereno. E che poi mai sente dentro il cuore un suo casallo come acchillo. E allora, seguita, che altro sentiste? Sentii che l'umano famoso ci diceva l'abbate Ferraro di mantenere la cosa sotto commoggio. Chi? Quale cosa? Ma che volete? Che lo commoggio, no? Ci l'avete presente la cazzalora? Ah, la cazzalora? Sì, la cazzalora, lo sai come ci va un vecchio e tu un vecchio è da cosa che si mette sopra la cazzalola per commicchiarla. Salarato, ti chiesto parlavo. Ah, certo, che altro poteva essere? Oh, ma com'era ti spiegaste come al libro chiuso, sceppo di scalora? Avanti, va, che altro sentiste? E dopo tanta discussione, Porto, Don Panzazza si convinse e ci disse che ci avesse pensato buono su questa cosa e chi ci avesse dato una risposta o per la vita o per la morte. Ma ci sentissimo, volessimo cielo che sto disonesto si convincesse a salire a Rosa e lo sta lei ringraziata di sua figlia senza ferite di sangue E ci disse pure che avesse venuto nella vostra casa con Marimela. Perché sta abbandonando la mosca con era bocciato e corse qua? Questo per la prima volta nella mia vita e che mi piaceva assai. Bravo figlio. Dunque sto maledetto ama li stacciasse di entrare in casa, vero? Sì, sta attento con Marimela perché da lontano mentre correva verso da qua ho visto un dottore esce dalla sua casa con tutte le sue caicchie, l'ho visto amato dello para e a pugni. Lo pare buone? Allora attenzione a fare una carneficina. Ma ci santissima. E che faccio ora? L'uomo famoso sta venendo proprio capo, boom, razzi, pistole, carrammate, perché sto che mi sa correre più un boccio, si sta per scatenare il cataclisma, una vera, un disastro, un terremoto, sconquato. E fammi il gioco, ma la dia! E chi è? Con tutte queste parolazze pare che il caccia stai tanto. Ma che fai, Gino? Corri,
poi va a chiamare di nuovo l'abate Feggiale e ci dice, la mi viene qua, ma presto, presto, prima che si faccia un po' tanto. Mi sto a fare almeno sta bozza d'accendere di Serafina. Corri, figlio, corri! Angia ubbidisce subito e corre come un furetto, poiché mai come oggi ha trovato nelle sue gambe tanta energia. Frattanto Marinella s'affretta su per la scala, andando ad avvisare la sua dirimpettaia, la Gnacetta, di quel che sta per accadere. Successivamente informa anche gli altri inquilini, chi del vicinato può correre pericolo. In men che non si dica, tutte le finestre del vicolo Sacramento vengono sbarrate e le porte chiuse. Gli esercenti si affrettano a mettere enormi catenacci ai porticati delle loro botteghe e nel giro di 2 minuti tutto sprofonda in un lugubre silenzio. Intanto Angia, correndo, è già di ritorno dalla sua missione. L'abate Fiddaro sta per giungere a casa di Compare Mela. Compare Mela chiede consiglio alla Gnacetta. Chiedere c'è Gnacetta, che faccio? Che facevo? Chiamami i carabinieri, a continuo, che saggio, mi pagare l'abate Fiddaro, perché mi sta per giungere che hanno malo nel serio. Siete sicura, Compare Mela, che so come di Angia? Lo sapete, lo carnelavale com'è, che non si ci può dare aderenza. Ah, mi credi? E perché non ce la domanda direttamente a ecco, visto che è capo? Va dato come fu conferma? Va bene, Angia, vieni qua, figlio bello, parla con me. Chi è vero il zocco che puntora con Compare Mela sopra Don Panzazza? E che dici? Io niente saggio, niente vitti e niente sentito. Ha visto, Compare Mela, che sono solo menari di sto giufà? Angela! Apostrofa Compare Mela. Mamma! Non c'è niente di vero da fare come con la stepena? No! Parla con la verità! Ma se no tu da un sottacosto che te lo faccia mutare se non hanno domani Pasqua! Mi siete davvero micidiaria, Compare Mela? Che me ne sta allora? Non parlare mai per strada di Don Panzazza, e dunque io non parlerò. Oh, bestia! Non date femmine, a me non mi interessa se non credete oppure no. Sta per succedere la fine dello mondo. Un vaio lontano della mala sorte, non si sa mai, non si sa mai. Onde te ne vai, sei un pizzo, fermati! Recrimina la Gnacetta. Ah, la sassire, Gnacetta! Ribadisce Compare Mela. Che è pericoloso stare capo in quello. Piuttosto, visto che l'ebbero malofamoso una ciamma di tenerezza quando vista Serafina, ora sapete che faccio? Ora ti piace riuta, la faccio scendere sotto e vedremo se giù là il coraggio di farci la male, tagliamola andalocchi. Giusto. Frattanto sopraggiunge l'abate Fiddaro che si rivolge alla Gnacetta. Signoruzza, pone su Serafina e Compare Mela. La Compare a chiaro sopra, proprio per portare da bascio la picceriglia. Sì, meglio che la richiolata mia. Vedremo se un malo cristiano aveva il coraggio di farci male a star manuccente. Ci vogliono crocifisso in mano e m'affido alla protezione della Macia Santissima. Compare Mela giunge in strada con la bambina che non ha mai smesso di essere triste. L'abate Fiddaro la prende con sé, le dà in mano il crocifisso e la protegge avvolta dal suo mantello. Non poco distante si vedono giungere i gregari di Don Panzazza e anche quest'ultimo affannato. Sia lodato Gesù Cristo, abate Fiddaro. Sempre sia lodato Don Panzazza. Non capace. Vieni a darci la mia risposta. È questione della Natale. Con l'arma in pugno in compagnia della sua figliastra. Non ti sono stazzo nunca di parlare. Lo saccio già per la sua risposta. Prima però che dice una sola parola c'è il fare a vedere una creatura che tanto ce l'ha a cuore. Il suo discorso con me, Sandemo. Stasse quieto e guardasse. Allarga il mantello che copre la bambina e la mostra all'uomo. Ecco a voi star mannocente. Serafina. Sì, lo vedo. Disperata per soccoversi e chi un po' più a via per colpa vostra. Tu, Nicanetta, proprio tu. Non sa cosa gli succede ogni qualvolta il suo sguardo incrocia quello della bimba. Perde la malia che lo fa essere un malvagio. Lei è quel signore che poco fa è passato da qui e mi ha domandato perché piangevo. Sì, proprio io, signore.
Istintivamente la bambina lascia la presa dell'abate e va ad abbracciare Don Pazzazza. Questi soprassalta, non sa cosa fare, ma sente il cuore battergli di emozione. Allora si rivolge sottovoce ad uno dei suoi scagnozzi, comandandogli qualcosa. Poi, ammansito, a Serafina: senti, Nicaretta, qual è il tuo più grande desiderio? Signore, gliel'ho già detto prima dal balcone. Aspetto che lei ritorni al vaso i fiori, al cielo le stelle, a me la mia mamma. Fai buona a sperare, Nicaretta. La mia vita al fondo, gustare la mano. Tutti notano dal fondo del vicolo correre felice una giovanissima donna fatta di cielo e di stelle. Mamma, signorina! La bimba le va incontro e l'abbraccia. Si stringono l'un l'altra. Rosa la porta al cuore trattenendola a sé. Porge poi uno sguardo al suo aguzzino e, benché non meriti alcuna carità, gli rivolge il suo ringraziamento. Grazie, Don Pazzazza. Anche Serafina, ma non ha parole, va da lui e lo abbraccia. Ad un tratto da lontano si sentono delle grida. È un'altra donna semisvestita che dal fondo del vicolo corre disperata verso i presenti. È Nina, avvertita da Angea che il buon destino oggi ha assoldato per opporsi al male dell'uomo, ha abbandonato casa e clienti per andare in soccorso alla sua famiglia. Ed è così che tra la gente che abita Vicolo Sacramento si rimestano lussuria e sdilliggio, soprattutto verso le belle donne a cui sono indirizzati i disii carnali di ricchi avventori. Ma si mescolano anche amorosanze e sentimenti, terreno fertile affinché anche nell'infimo cuore di un bruto sbocci il miracolo della coscienza. E lui, lo giorno sta per nascere, e lui, io lo sento vedere con tutto il suo carico di bene e mala sorte. Sì, è lui, arrivederci. Ogni sentimento trova in esso occasione di disintossicarsi. L'amore rende tutto più forte e stabile e rappresenta l'unico vero porto sicuro del cuore, anche del più efferato degli uomini. Non guarda in faccia a nessuno e non sceglie per qualità e ricchezza. Si dona a tutti e ripulisce anche il terreno più ruvido se in quell'anima c'è attesa di emozione. L'amore è anche verità che libera. È l'unico abbraccio che accoglie senza distinzioni e sottrae alla morte fisica la nostra realtà finita. Amare nel suo assoluto mistero è anche lo spezzare il pane e il non fare agli altri quello che non vorremmo sia fatto a noi. Va dunque cercato l'amore e va donato contro ogni maldestino. Quest'opera, intrisa di virtù e vizi, è nata per testimoniarlo. E questo quanto Carola Colonna, Franco Leontini, Gabriela Trovato, Prato Cannata, Maria Grazia Ardita, Alessio Patti e ringraziamo Laura Leontini che ha cantato all'inizio, bravissima pure, e un grazie speciale a Giovanni Emanuele che ci ha aiutato dal punto di vista tecnico, sempre disponibile a venirci incontro per questi eventi che noi vogliamo creare. Professore Monaco, prima di chiudere con una brevissima poesia di Alessio, a lei la parola.
Abbiamo stasera il cuore pieno, ancora non ce ne accorgiamo, ce ne accorgeremo appena saremo usciti da questa sala, perché abbiamo accumulato quei sentimenti, abbiamo parlato con noi, hanno parlato di noi e per noi. Ricordiamoci di una frase: ama l'arte, tra tutte le bugie che ci circondano, forse è quella che mente di meno. Allora, un omaggio floreale speciale, vero Maria Grazia? Presidente, un omaggio floreale per le nostre attrici. Sì, cominciamo da Maria Grazia Ardita. Una vita per il teatro anche lei, anche se insegnante. Carmela Trovato, anche lei una vita per il teatro. Carola Colonna, davvero eccezionale anche lei, perché è stato l'asse portante di tutto quanto. E poi Franco Leontini, davvero insuperabile. Franco Cannata, Panzazza, ecco, l'ha preso benissimo come nel suo stile. E il professore Monaco, che qui ha ascoltato e ha parlato poco, però quello che ha detto è davvero pieno di sentimento. La parola per chiudere, e poi naturalmente il saluto lo porterà la Presidente dell'Associazione Amici, che è proprio la professoressa Maria Grazia Palermo. Una poesia per chiudere a cui tiene moltissimo, si intitola L'Amevò. Prima della poesia, poc'anzi non ho avuto la possibilità di salutare e ringraziare il pubblico meraviglioso che questa sera è venuto così a sostenere Vicolo Sacramento. E poi una cosa che per me è molto importante da dire, anche se la dico per ultimo, questa serata io la dedico a un amico mio molto caro che è scomparso in questi giorni, a Mario Bertozzi, per cui io vorrei che tutti gli amici qui presenti questo buon applauso per il nuovo straordinario. E ancora una cosa molto bella da dire. Grazie. Una cosa molto interessante da dire al professore Monaco. Qui abbiamo in sala una persona che si chiama Anastasia Mazzurco, che ha scelto, si deve laureare, ha scelto Vicolo Sacramento come tesi. Quindi, grazie, vi ringrazio. E niente, adesso vorrei salutare appunto il pubblico, tutti i miei amici di Facebook meravigliosi che sono qui presenti, a cui io sono veramente molto affezionato, ringraziare Giuseppe Cucchiara, Peppe D'Ambè, Santina Russo, tutti quanti, gli amici attori che mi hanno emozionato, che mi hanno dato, come dire, una gioia immensa questa sera. Grazie di cuore. Grazie al professore Monaco, grazie al professore Giovanni Vecchio, grazie Palermo, Laura Leontini e Carola Colonna. Scusate la stanchezza perché naturalmente anch'io. Vabbè. Allora, La mia Vovò è una poesia a cui io tengo moltissimo perché in qualche modo rappresenta la mia interiorità, quel che un figlio vive quando gli manca una semplice cosa che forse molti bambini hanno, la vovò. La mia vovò. Dormi, figlia mia, fai la vovò. E se tu non puoi dormire, non tuo papà ti viene a rapire. Con braccia forti, t'annagolio, mentre sono malato di franchezza. E ad ogni pericolo t'addifendo, mentre allo spagno il sogno solo. Ogni attimo ti viglio, mentre aspetto ancora la menaca. E mai mi faccio picchiare di sonno quando appicchia la bellezza, quando acciacchi all'isola d'O, mentre la menave affonda di lo misterio un nevaio, mentre lo sciato la morte mi incruscia, senza tempo aspetto la mia vovò. Io penso di
po' di... sono molto emozionata. Questa sera ci sono stati molti momenti veramente intensi che ci hanno toccato l'anima, quindi io ti ringrazio infinitamente per quello che ci hai regalato e ringrazio voi che avete saputo rendere in maniera magnifica. Io ho raccolto un po' così in giro, no? Ho raccolto un po' le impressioni di tutti e devo dire che la serata è piaciuta moltissimo a tutti, si sono emozionati tutti quanti, quindi un altro grandissimo applauso e sempre grazie a Giovanni, grazie per quello che fai per la nostra associazione, grazie professore, grazie a tutti.